Siamo qui con uno dei miei maestri di vita, Giovanni Follador, che nonostante la non più verde età mantiene ancora una verve, una vivacità che da fare invidia a un ventenne. Siamo la frutta. Giovanni, anzi al Fernet Branca siamo al Fernet Branca, quindi siamo al digestivo. Beh, visto che siamo venuti fin qua, potresti mostrarci la tua creatura, una delle tue creature, questo museo incredibile, forse un po' disordinato, ma se sei qui, vabbè. No, ti faccio vedere l'aereo che hanno montato l'altro giorno, quello sì. Sì, vabbè, ormai sono qua. Eccoci qua siamo nel suo regno. Questa è la tua scrivania e qui abbiamo la collezione completa delle eliche della prima pattuglia acrobatica italiana, cioè praticamente i progenitori delle frecce tricolori. Sì, è nata con il colonnello Rino Corso Fugè a Campoformido. E allora sul sipario, sul Museo Storico Aeronautico di Giovanni Follador. E qua dove siamo? La Sala della Pace, che finita la guerra sono una cavalleria tra piloti, buttano le pistole sui tavoli, brindano e diventano amici. Quindi qui abbiamo da destra, chi è questo abbiamo, qui? Questo è l'inglese. No, questo è il russo, non vedo. Questo è il russo. Esatto. L'americano. L'inglese. Come nelle barzellette. C'è un inglese e un americano. Di là abbiamo il giapponese, l'italiano dell'aviazione nazionale repubblicana e il tedesco della Luftwaffe che vediamo lì. Che si chiama Fritz. Sì, non lo sappiamo. Queste sono eliche della prima guerra mondiale? Tutta guerra mondiale. Prima? E questa sì, prima guerra mondiale. E il volo su Vienna è questa qua, con l'originale attacco di messa in moto. Questo motore qua? Questo è il motore del Vigen fuori, esterno. Ancora 3.000 ore di volo. Ma e questo chi è? Tino Zava? No. L'ex giornalista della Rai da Pordenone. Lo hai imbalsamato e lei... no, è una sagoma di cartone. Rudi von Gunther, il pilota che ha pilotato l'aereo qui, che è alle tue spalle, l'Hunter regalatoci dalla Svizzera. Vabbè. Questo me lo regali, vero? Questo me lo regali. Metto giù, Va bene, dai, adesso sei di fretta, devi andare via. Guarda, però tutti i personaggi lì che torniamo domani e ci fai vedere il resto del museo. Va bene, d'accordo, domani sì, finché vuoi. Ok, bene, quindi a domani. Rieccoci. Riprendiamo l'intervista di ieri sera. Perché mi sono messo questo cappello secondo te? Per essere veloci di fare questa intervista. Esatto, perché dobbiamo essere sintetici. Abbiamo 12 minuti per raccontare di te, del museo, di tutte le tue imprese. Hai una puntata di più, fai qui ci ferma il tempo. Chiederemo a Telefriuli, ma intanto vediamo di fare bene questa. Andiamo a vedere l'aereo che hai parcheggiato qua di fuori. Questo è il famoso jet della discordia, no? Quello che ti è costato qualche guaio giudiziario. No, quello è dentro, annulla, riparti da zero. Questo non si può, siamo in diretta. Sì, ho capito, siamo in diretta. Siamo in diretta, no? Certo. Ma dai. No, dai, raccontami di questa targa allora. Allora, questa targa, fai la ripresa prima l'intervento. Cecilia Danieli, dottoressa Cecilia Danieli. La targa, grazie a Svezia, Giovanni Follador.
senza la Daniele di Buzzi io non avrei questo mostro di tecnologia. Qui per la prima volta vedi un aereo. È bello però questo salottino che hai creato sotto l'ala sì, per far del vedere jet. alla gente che questo è un aeroplano completo, che basta metterci il kerosene dentro e va in volo. Parliamo per esempio di quella volta che a 18 anni hai preso una Lambretta, l'hai modificata e hai fatto il giro d'Europa. Che stonatura, io direi che... E sei finito anche nel Guinness dei primati. Sì, d'accordo, voi che parliamo di queste. No, la mia avventura, ecco, la mia avventura della vita meravigliosa di pilota, non dimentichiamo che ho fatto il pilota per 60 anni, è partita dal Guinness dei primati quando ho stabilito con la Lambretta quel giro d'Europa. Tutto lì, ecco, potrebbe essere... Come è partite queste passioni straordinarie? Fammi la domanda. È partita quando avevo 18 anni, correndo giorno e notte. Va bene, ti faccio la domanda. Ma Giovanni, come ti è partita questa passione straordinaria per gli aerei e il mondo dell'aeronautica? Vabbè, la mia follia dei 18 anni, quando ho stabilito questo record con una Lambretta, correndo giorno e notte in 12 nazioni e facendo 11.000 km in 21 giorni. 11.000 km in 21 giorni? No, 11.800 km. 11.800 km, parliamo degli anni 50. No, parliamo degli anni 50. Anni esatto. 50, è l'inizio della carriera. Quindi le strade d'Europa non erano autostrade, ce n'erano pochissime? No, Norimberga era ancora bombardata dalla guerra nel 54. Ancora proprio passavi per Norimberga, tutta quanta era da suolo e tutto quelle cose lì, no? E in quel meraviglioso tour fatto con tutto l'entusiasmo e l'incoscienza dei tuoi 18 anni sei arrivato a Cascais. A Cascais, nella tappa Madrid-Cascais, dove per sbaglio avevo dentro questa Lambretta. Lascia che questa la racconto io. Sì, vabbè. Giovannin Follador, partito da San Vito al Tagliamento con questa Lambretta modificata, con un cassone davanti per le provviste e dentro il quale anche dormivi se non trovavi altri ripari. Arriva appunto a Cascais sull'Atlantico alla residenza del re Umberto II di Savoia. In esilio. Le figlie del re, Titti e... Un bel moretto, Titti, Gabriella e Anna Maria. Ero 18 anni, tu ti presenti lì affamato, stremato, sudato no, affamato, sudato no, sotto comunque, ospite, in quanto giocavo ero classificato nel tennis, io già è un'altra passione che pochi lo sanno, e io sono stato classificato fino a 45 anni nel mondo del tennis. Allora lascia che la racconto io, che magari per professione ho un po' più il dono della sintesi. Allora ti presenti alla villa dei Savoia a Cascais. Fotografie, scambi di rito, bene. Quelle cose lì. Poi, visto che avevi anche la racchetta da tennis al seguito, essendo stato tu un ottimo giocatore classificato, sei andato a giocare con le figlie di Re Umberto all'Estoril. Siamo affezionati. In un circolo dell'Estoril. E da lì poi è nata questa amicizia. Tu avevi anche tra le tue provviste un croccantino di quelli che facevi tu a casa. Sì, la mia prima industria a 15 anni. La tua prima industria, l'industria di famiglia, era un'industria dolciaria, facevate gelati e croccanti. Hai donato un croccantino che ti avanzava. Un vaso di croccanti. Un vaso di croccanti? Divorato subito, a Re Umberto e alla sua famiglia. E mi ha messo la mano sulla spalla e mi ha detto: potrei fregiarti fornitore della Real Casa, potrei fermare. Ecco, questo dettaglio se l'ha inventato lui. No, però... no, lui non è proprio detto, senza pagare nulla. Fatto sta che da quella volta nelle etichette dei croccanti prodotti dalla famiglia Follador campeggiava la scritta fornitore ufficiale della Real Casa, come la China Martini, come l'Alberto per un barattolino di croccanti. Ecco, vabbè, è stato un bel affare. Ma non è che abbia funzionato, lo abbia fatto per scopi di interesse, ma l'ho fatto semplicemente perché lui mi ha messo la mano così in una maniera molto goliardica sulla spalla e ha detto: pensa che potrei adesso usare l'etichetta fornitore della casa senza pagare nulla. Scusa, parliamo un attimo degli ospiti illustri che hai avuto qui al museo. Qui è passato Ranieri di Monaco. Otto d'Asburgo, Gustavo Selva, Enzo Arbore. E quindi, perché una serie di eliche così
sono solo qui in Friuli, in regione. Bene, siamo in chiusura perché con te 12 minuti Non si fa niente qui con 10 minuti. Il Possiamo FET, soltanto... perché il FET? Qui, è qui. Raccontiamo Questo perché qui il FET. era di un volontario della Repubblica Sociale Italiana No, che mi ha ok, regalato. ma questo. parliamo... Usavano i Persalieri questo. Sì, ma parliamo che tu sei nato e già nascendo, venendo al mondo, No, hai battuto un record. Un record con 6 kg 850 Perché grammi. pesavi 6 kg 850 6 kg 850 grammi. Premio Mussolini. Premio Mussolini, allora c'erano i premi e mia madre, e c'ho il giorno il gaddettino del 1933, le ali di Balbo annunciano il grande, dietro c'è cronaca di Corneliano, la levatrice Susanna Sonego annuncia un parto eccezionale, un figliolone di 6 kg 850 è nato nella frazione di Godega di Sant'Urbano con tanta grazia di Dio e la felicità di amabile Mos, mia madre, e Vigilio Romano Follador. Tutto lì. Bene. Vuoi finirla così la cosa? Finiamo con un ritorno alle origini. Sì, pensiamo che sia la prima puntata. Grazie per questo bellissimo presente che mi ha... No, tu ce lo posso solo prestare oggi. Okay. La nomea di questo museo è proprio questa la forza. Va bene. Di non dare mai cedere niente. È un bel cappello dell'Armata Rossa. Sì, dell'Armata Rossa. Va bene. E quindi chiudiamo con un appello. Sì, ma io direi per chi volesse che venire a visitare il museo. Va bene, ci sono vari numeri di telefono Va bene, ok, allora chiudiamo così. Il Museo Storico Aeronautico di Pordenone di Giovanni Follador si trova qui sulla Statale 13 all'ingresso di Pordenone e venite a trovare Giovanni. Se lo trovate di buon umore, perché anche qui è una lotteria, vivrete una bella esperienza in questa incredibile raccolta di reperti legati al mondo dell'aeronautica, ma non solo. Giusto? Il museo si chiama Museo Storico Aeronautico Friuli Venezia Giulia, Scienza e Tecnologia delle Forze Armate, che raggruppa ormai tutte le Forze Armate. Ok, adesso fammi fare il saluto, tu devi dire solo saluto, arrivederci. Bene, e con questo, comandante pilota Giovanni Follador, io chiedo autorizzazione a volo radente sulla torre di controllo e ci salutiamo. A presto. Ciao. Ti ringrazio per la tua visita e saluto Devi dire solo ciao. Ciao. Ciao.